Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Morti sospette al Papardo, sequestrate 2 sale operatorie infette della cardiochirurgia, riscontrati ambienti insalubri e batteri sopra la soglia. Larimar era amica di tutti, toccante testimonianza dell'ex allenatrice della ragazza di 15 anni morta a Piazza Armerina. Restano tanti dubbi sul suicidio, ieri fiaccolate nel suo ricordo. Ad Agrigento, Gino Cecchettini incontra gli studenti per sensibilizzarli sul tema della violenza sulle donne. Il papà di Giulia ricorda la figlia diventata un simbolo della lotta contro i femminicidi. Tensione e scontri all'interno di Fratelli d'Italia sul caso dei contributi dell'assessorato al turismo. Fuga dalla Lega, cresce il centro. Giù le mani dal porticciolo di Ognina, Catania, manifestazione contro la privatizzazione del demanio marittimo. A Ribera il parroco raccoglie abiti da sposa usati per donarli a chi non può acquistarne uno e le donazioni arrivano da tutta Italia. Calcio, finisce 2-2 il big match tra Avellino e Catania, amaro in bocca in casa rossazzurra per la vittoria sfiorata. Il Trapani cala il poker contro il Latina e riaggancia il Catania in classifica. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano a Messina, il caso delle morti sospette all'ospedale Papardo. Questa mattina il sequestro di 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia, un provvedimento scaturito dopo la lettura dei dati ottenuti dalle analisi e dalle verifiche. Ma ci dice tutto Francesco Triolo. Numerose criticità in termini di salubrità degli ambienti operatori, il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni e altri microorganismi. È quanto emerso dalle verifiche che la Procura di Messina ha disposto tra agosto e settembre scorsi nelle sale operatorie del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, dove si sono verificate diverse morti sospette, tutte molto simili l'una all'altra. Adesso, a seguito di quegli esami, il cui risultato era atteso da settimane, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale il sequestro di 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia del Papardo, un provvedimento eseguito questa mattina dai carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Messina Centro. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dai carabinieri dopo le denunce presentate dal settembre scorso dai familiari di alcuni pazienti che, sottoposti ad intervento di cardiochirurgia nell'ospedale della zona nord di Messina, erano deceduti a distanza di pochi giorni all'operazione per infezioni tipicamente ospedaliere. Almeno 5 le morti sospette, da cui sono partite le indagini affidate alle sostitute procuratrici Anna Maria Arena e Alice Parialò, che si sono avvalse anche di un pool di consulenti composto dall'infettivologo Dino Mondello, la medico legale Daniela Sapienza e il cardiologo Gianluca Di Bella, 3 gli indagati per omicidio colposo. Dalle verifiche è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel reparto sanitario ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici. In una nota il Codacons chiede all'assessorato regionale alla salute e al Ministero di avviare immediatamente un'indagine ispettiva non solo sul caso del Papardo, ma anche sugli standard di igiene e sicurezza di tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private della Sicilia. E adesso torniamo al caso della morte di Larimar. A 20 giorni dal suo suicidio, 2 fiaccolate, una a Piazza Armerina e un'altra a Besozzo, il paese da cui era partita con la famiglia. Entrambe le manifestazioni per ricordare appunto questa quindicenne trovata senza vita nel giardino di casa, una morte ancora avvolta nel mistero. Lorena Dolci. Scrivevo e diceva qua Lorella è bellissimo, qua è proprio bello, tu non hai idea, voi ci dovete venire. Quel posto bellissimo è Piazza Armerina, il paese che si è trasformato in un incubo per Larimar e dove poi ha trovato la morte ancora avvolta nel mistero. L'allenatrice e le sue ex compagne di squadra della Volley Academy di Besozzo, in provincia di Varese, nei giorni scorsi hanno fatto una fiaccolata componendo con i lumini il numero 22, quello della sua maglia, e deponendo 15 rose bianche, tante quanti i suoi anni. A giugno la quindicenne era tornata per riabbracciarle e queste immagini riprendono quei momenti di gioia, proprio come era lei. Un ricordo bello di una ragazza forte, di una ragazza brava, intelligente, amica di tutti, una ragazza che sollevava la squadra, che
aiutava quelle che vedeva che erano in difficoltà. Oggi una scia di dolore e paura di fronte ai tanti perché di una morte assurda, con 2 procure che indagano per istigazione al suicidio e le anomalie di un'impiccagione che lasciano increduli familiari e non solo. Io sono più che convinta che non l'avrebbe mai fatto, ma non solo io, ripeto, qui tutti abbiamo la stessa convinzione. Oltre al dolore, ecco, c'è questa paura del perché di tutto questo. Anche a Piazza Armerina ieri 1 migliaio di persone sono scese in piazza per pregare e chiedere verità. Una risposta potrebbe arrivare dai cellulari sequestrati di 8 ragazzi e da quel video intimo diffuso sui social prima dell'ultima lite a scuola. Ad Agrigento gli studenti incontrano Gino Cecchettin, il papà di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Naturalmente il tema era quello della violenza sulle donne. Davide Sardo. Applausi ed emozioni hanno accolto ad Agrigento al Palacongressi Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza uccisa brutalmente dall'ex fidanzato l'11 novembre del 2023. Al centro del confronto il grave problema della violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che la comunità internazionale riconosce oggi come violazione fondamentale dei diritti umani. È un messaggio di amore e di speranza. Noi ci ispiriamo a Giulia, che era l'incarnazione dell'altruismo e della bontà, e su questo abbiamo fatto una fondazione ed è quello che portiamo ai ragazzi. Dal giorno del funerale della figlia Giulia, Gino Cecchettin ha scelto di condividere il proprio dolore, cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo perché possa essere di aiuto alle giovani e ai giovani del nostro paese. Tutti possiamo fare di più, chi può contribuire attivamente anche alla politica sicuramente, cercando di stare vicino ai cittadini e cercando di capire il fenomeno di questa violenza e magari aiutando le associazioni e le fondazioni. Nel corso dell'incontro Cecchettin ha anche presentato agli studenti del Liceo Leonardo il suo libro Cara Giulia. E a Caltanissetta uomini maltrattanti in terapia al CUAV finanzieranno la borsa lavoro di una donna vittima di violenza. Ieri 2 di loro hanno raccontato la loro esperienza nel corso di un convegno. Eva Spampinato. Rinati grazie alla psicoterapia e pronti per una nuova vita. La testimonianza di 2 uomini maltrattanti, uomini cioè che sono stati denunciati dalle loro partner per le violenze subite e che hanno affrontato un percorso di psicoterapia, è stata raccontata dagli stessi protagonisti davanti ad una platea attenta nel corso di un convegno sui percorsi di rigenerazione nell'ambito della violenza di genere che si è svolto a Catena Nuova. La psicoterapia mi ha cambiato molto a me perché ho capito il modo di come affrontare le cose. Prima cosa, quando c'è un problema, prima io ero il tipo di persona che mi arrabbiavo sempre, invece ora ci rido sopra ogni cosa che succede. I 3 testimoni di un cambiamento possibile sono tutti seguiti dal CUAV, Centro per Uomini, Autori o Potenziali Autori di Violenza di Genere, della cooperativa di Caltanissetta. Qui vengono inviati a seguito di misure giudiziarie per cominciare una psicoterapia che in molti casi si sta rivelando efficace. Il primo obiettivo è raggiungere una buona consapevolezza del reato, perché molte volte la persona che commette il reato non è consapevole e non riesce veramente a guardarsi dentro e a vedere cosa genera nell'altro. Sempre da Caltanissetta è partito un progetto seguito dalla cooperativa Ethnos. Uno dei processi che attenzioniamo è quello di permettere l'autonomia delle donne. L'uomo maltrattante, quando esegue la sua psicoterapia, fa una donazione simbolica e questi soldi vengono poi donati per il pagamento delle donne del lavoro che svolgono. E purtroppo di maltrattamenti ce ne sono ancora tanti. A Catania i carabinieri hanno arrestato appunto per maltrattamenti in famiglia un uomo di 39 anni che ha minacciato di morte l'ex moglie. Al padre di lei per telefono avrebbe detto: vengo là sotto e vi ammazzo. La donna, che si è rifugiata in casa con il figlio di 5 anni, ha chiamato i militari non appena ha sentito l'ex prendere a calci e pugni la porta minacciando: fai uscire il bambino o ti ammazzo.
E adesso invece cambiamo argomento, la politica siciliana, tensione e scontri dentro Fratelli d'Italia sul caso dei contributi dell'assessorato al turismo, fuga dalla Lega, e un centro invece che cresce, maggioranza politica in fermento su più fronti. L'ultimo addio in Casa Lega fa intravedere una possibile nuova mappa politica in un futuro abbastanza vicino. Manlio Viola. C'era una volta la Democrazia Cristiana, ma se non c'è più quel partito, almeno nella forma che fu per dimensioni, correnti e presenza storica, quelli che ci sono ancora sono invece i democristiani e crescono all'ombra di varie sigle. A mostrare questa crescita in particolare la Sicilia, dove il quadro politico è in evoluzione, ma non soltanto. Nel paese il ritorno dei democristiani è ormai alle porte. Da oggi Noi Moderati, il partito di Saverio Romano e Maurizio Lupi, ha un suo deputato all'Ars, il primo. Non potrà fare gruppo, ma introduce una rappresentanza parlamentare che fino a ieri non c'era, anche se è ben salda quella politica, visto che Noi Moderati ha un accordo con Forza Italia e ha contribuito all'ultima campagna per le europee degli azzurri, oltre ad avere chiuso patti anche con la DC di Totò Cuffaro. Il deputato è Marianna Caronia, l'ultima protagonista della fuga in corso dalla Lega in Sicilia. 2 addii in pochi giorni, prima Vincenzo Vinciullo, ora la Caronia, anche se il commissario siciliano Nino Germanà parla di un partito che ormai è una realtà nell'isola. Fatto sta che la Caronia contesta l'autonomia differenziata e non soltanto, e aderisce a Noi Moderati. Nei giorni scorsi il partito di Lupi a livello nazionale aveva incassato l'adesione anche di Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace. I rumors parlano di un ruolo da sottosegretario in arrivo nel governo Meloni. Forse non arriverà invece un assessore in Sicilia, viste le troppe richieste degli alleati, ma la strada verso una rappresentanza è comunque aperta. Intanto il caso Sicilia sui fondi del turismo scuote Fratelli d'Italia a livello nazionale, con uno scontro fra Giovanni Donzelli e il siciliano Manlio Messina, che non se le mandano a dire sul caso Auteri e non soltanto. La tensione nel partito di maggioranza relativa sembra proprio alle stelle. Si chiama Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania, allo scopo di far impegnare i cattolici alla partecipazione alla cosa pubblica. Il servizio. I cattolici non devono lasciarsi a facili lamentele sulla crisi della democrazia e sulla scarsa partecipazione al voto. Occorre avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito politico. Un richiamo forte lanciato alle settimane sociali di Trieste da Papa Francesco e che a Catania non è rimasto inascoltato. Adesso fa un passo avanti con la nascita dell'Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania. Noi cattolici abbiamo il dovere di partecipare alla vita politica, portando non semplicemente il desiderio di avere una posizione, ma il desiderio di far sì che tutti quanti vivano la democrazia, nessuno si senta davvero escluso. Il Presidente ha detto che una democrazia illiberale è una contraddizione in termini. Democrazia e libertà vanno coniugate. Al seminario una giornata di lavori, per poi organizzare altri incontri di formazione sociale e politica che coinvolgano anche i giovani. Restiamo a Catania, questa mattina manifestazione di protesta al porticciolo di Ognina contro il progetto di privatizzazione. Adelaide Barbagallo. No alla privatizzazione del porticciolo di Ognina. A Catania associazioni, esponenti politici e semplici cittadini si sono dati appuntamento per manifestare contro la variante alla concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune lo scorso ottobre alla società Tortuga. Io venivo qua quando ero piccola con mio papà con la manina. È veramente aberrante che si possa portare avanti un progetto di privatizzazione di una struttura del genere. Bisogna garantire alla città l'accesso al mare, che viene sempre più negato. Questo porticciolo è già in buona parte in mano ai privati, ci mandano uno specchio d'acqua e ci vogliono togliere anche quello, non è giusto, non lo vogliamo. Ancora una volta si attenta a un pezzo forte dell'identità di Catania, noi questo non lo consentiremo. Che le istituzioni ci ascoltino. Anche il sindaco Enrico Trantino è contro la variante, ha chiesto un intervento in autotutela all'assessorato regionale territorio ambiente per interrompere i lavori al fine di garantire il preminente interesse pubblico. I manifestanti chiedono anche la rimozione dell'ingegnere Biagio Bisignani, responsabile dell'ufficio urbanistico del comune, per questioni di opportunità e perché la legge impone la rotazione dei funzionari. Tra sentenze e battaglie legali, la storia del porticciolo di Ognina è sempre stata tormentata. Adesso la Regione si riserva di revocare in qualunque momento la concessione, in presenza di una richiesta del Comune.
A Palermo invece un'iniziativa artistica nel cuore della città per provare a cambiare quella che è diventata un simbolo di degrado e malamovida, la vucciria. Quello che era un mercato storico tra profumi e colori da qualche anno ha cambiato radice. Parliamo della Vucciria di Palermo, teatro spesso di episodi di cronaca e malamovida. Così questa mattina è andata in scena una manifestazione di residenti e non solo. Riprendiamoci la Vucciria. Tra gli occhi scettici di alcuni commercianti, venditori di alcolici a basso prezzo in orario notturno, l'ideatore della manifestazione vuole quindi lanciare una serie di incursioni artistiche nel cuore della Vucciria. Laddove la Vucciria non è più un mercato tradizionale, pittoresco, folcloristico, come era quello insomma, dei tempi passati, ma è diventato una sorta di succo. Noi vorremmo che si ripristinasse appunto questo status ante che portava tutti coloro i quali amano questo quartiere, amano Palermo e che quindi possono rendere giustizia al commercio. Riappropriarsi di uno spazio urbano, contaminarlo con quella tradizione che sembra essersi persa. Questa è un'iniziativa preziosa perché non è soltanto un'iniziativa culturale, ma è una parte di una strategia di rigenerazione urbana, perché questo è l'obiettivo che noi dobbiamo utilizzare per rianimare questi luoghi. E allora forse anche la musica può salvare un luogo che è iconico di malamovida e quindi degrado. Non serve niente, bisogna solo applicare quello che già esiste. Quello che già esiste per gli altri dovrebbe essere applicato anche qua, semplicemente quello, perché c'è molto abusivismo, c'è molta delinquenza la sera, è fuori controllo a volte. Andiamo a Ribera, invece, in provincia di Agrigento, dove un prete raccoglie abiti da sposa usati per donarli alle donne che non possono permettersi di comprarne uno. Vediamo. Lui è Don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera in provincia di Agrigento. Alcuni anni addietro è stato alla ribalta delle cronache perché in più occasioni ha deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all'altare per il loro matrimonio indossando abiti troppo scollati e, secondo il prelato, inadatti ad un luogo sacro. Adesso Don Antonio balza ancora alla ribalta nazionale per un'iniziativa benefica e di solidarietà. Raccoglie abiti da sposa da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo. Gli abiti attualmente donati superano i 25, però credo che arriveremo a 150-200 abiti. E ho visto che anche molti negozi mi daranno gli abiti che non ne hanno venduto nell'anno, addirittura con le etichette, quindi nuovi di zecca. A raccolta conclusa, Don Antonio ospiterà gli abiti nuziali al monastero delle Suore di Santa Rita da Cascia affinché siano rese a disposizione delle ragazze dei loro istituti o delle missioni prossime a sposarsi ma che non hanno i soldi per acquistare un abito nuovo. Dare la possibilità a una ragazza che non se lo può permettere di avere la stessa gioia che la sposa che ha indossato quell'abito ha avuto nel giorno del suo matrimonio. Quindi un amore che si rivive, che rinasce anche in un'altra donna, in un'altra persona. E noi con questa iniziativa ci fermiamo, facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Partiamo dal pareggio della Catania d'Avellino, ma poi c'è anche il risultato del Trapani che vince. Tutto questo tra pochissimo. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati, adesso il calcio, la Serie C finisce 2-2 al Partenio tra Avellino e Catania, in vantaggio prima con D'Andrea e poi con Stoppa. I rossazzurri subiscono però per 2 volte la rimonta firmata Redan. Beters para un rigore in avvio. Ci dice tutto Marco Carli. Il Catania, falcidiato dalle assenze, esce con un pareggio dal Partenio di Avellino. 2 volte in vantaggio, i rossazzurri si fanno riprendere dagli irpini. La novità iniziale è Carpani, adattato sull'esterno destro di centrocampo, mentre Anastasio scala fra i 3 di difesa. Si comincia con un rigore per l'Avellino conquistato da Frascatore su intervento giudicato falloso di Carpani. Sul dischetto si presenta Patierno, ma è bravissimo Beters a respingere. Gol sbagliato, gol subito. È la legge del calcio che questa volta sorride al Catania. Punizione di Stoppa e palla
palla sulla traversa, il cross di Verna che spiove dalla parte opposta trova un prontissimo D'Andrea che di testa segna e porta in vantaggio i suoi, primo gol stagionale per l'attaccante. In avvio di ripresa arriva il pari dell'Avellino, da Ausilio in verticale e poi Redan davanti a Betters non lascia scampo al portiere Etneo. 1-1. Il Catania però reagisce benissimo e su azione d'angolo torna in vantaggio. Sullo spiovente di Anastasio colpisce di testa Di Gennaro, Sonas non riesce a rinviare, Stoppa ne approfitta, magic moment del fantasista che riporta avanti i suoi. È l'Avellino a subire il colpo, tanto che il Catania sfiora il 3-1 con una deviazione di D'Andrea che carambola sulla testa di Rocca, palla sulla parte alta della traversa. I rossazzurri reggono bene fino al quarto d'ora finale, quando l'Avellino deve necessariamente aumentare il ritmo. Gli irpini prima colpiscono una traversa su deviazione di testa di Campanile, nell'azione successiva arriva la rete del pari e ancora Redan il protagonista con una conclusione di destro che batte Betters. Brivido finale su colpo di testa di Liotti che manda al lato da posizione favorevole. Il risultato però non cambia, al Partenio finisce 2-2. E adesso sentiamo le parole del tecnico rossazzurro toscano dopo la partita. Il segnale la squadra di forza l'ha dato oggi, nonostante il momento impegnativo e di emergenza, ma io avevo fiducia di tutti i ragazzi che possono dare il proprio contributo al Catania e oggi l'hanno dimostrato. Peccato perché è una partita che potevamo con un po' più di scaltrezza e più di mestiere portare a casa, anche se anche l'Avellino ha creato le sue occasioni per poter pareggiare la partita, però una volta andati in vantaggio si poteva fare qualcosa in più, ma sono stracontento della prova dei ragazzi che hanno fatto un passo in avanti rispetto alle partite precedenti e quindi mi fa ben sperare perché la crescita che stanno avendo dal punto di vista mentale è importante e di quello faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile venire qua ad Avellino, un campo difficile, una squadra forte come la nostra. E nella nostra situazione fare una partita, una prestazione del genere. Sempre in Serie C ritorna al successo del Trapani che rifila un poker al Latina, protagonista Lescano, autore di una doppietta. Franco Cammarasana. Doveva riscattare la sconfitta nel derby il Trapani e lo ha fatto con una prestazione priva di sbavature, per la prima volta schierato dall'inizio con una difesa a 3. E la risposta della squadra è stata positiva, mai distratta in difesa, dove si è distinto il neoacquisto Malomo. In avanti squadra tornata ad essere incisiva e ne ha approfittato Lescano a mettere a segno un'altra doppietta. Il Latina, già reduce dal 4-0 interno col Crotone e decimato da squalifiche e infortuni, ha posto poca resistenza. Già al 20° ha subito il primo gol di Lescano sugli sviluppi di un calcio piazzato. 9 minuti dopo Bifulco ha approfittato di un errato disimpegno di Indoi per siglare il 2-0. Al 40° Lescano, 13 gol già al suo attivo, ha chiuso la partita con un diagonale chirurgico. Per il Latina solo un tiro di Bosic di poco alto al 25° della ripresa, mentre il Trapani al 41° è andato nuovamente in gol con Spini. Al di là del risultato, vittoria che dà morale ad una squadra che aveva racimolato solo 4 punti nelle ultime 5 partite. E adesso invece la Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà la Sampdoria. Marco Gulla. Aumentare i giri del motore e cambiare il trend casalingo, dove negli ultimi 9 mesi sono arrivate solamente 2 vittorie, una nella scorsa stagione contro la Sampdoria nel turno preliminare playoff e un'altra in questo campionato contro la Reggiana. In 9 mesi solo 2 vittorie al Barbera. Questi numeri dicono già tutto. Domani contro la Sampdoria il Palermo ha urgente bisogno di ossigeno, occorre una vittoria per dare una spruzzata di ottimismo all'ambiente e smuovere la classifica. Alessio Dionisi studia la formazione. Tra le possibili novità c'è quella relativa a Mareca. Il centrale ex Trabzonspor è pienamente recuperato e chiaramente si candida ad una possibile maglia da titolare al centro della difesa, posizione occupata nelle ultime partite da Nedelchauru. Alcune scelte sono in funzione, anzi diverse, sono in funzione dello spirito che va alimentato, va migliorato, però anche in queste 2 settimane io onestamente lo spirito l'ho visto cresciuto.
quindi a me lo spirito della squadra sta piacendo, poi dobbiamo migliorarlo, alimentarlo e è normale che i risultati alimentano questo e noi dobbiamo avere uno spirito positivo nonostante i risultati siano meno positivi di quelli che avremmo voluto ma che possiamo migliorare. Per quanto riguarda il reparto avanzato, dove Henry è apparentemente favorito per il ruolo di centravanti, tra le ipotesi al vaglio di Dionisi c'è anche quella relativa al possibile impiego a partita in corso di Brunori in una nuova posizione, anche se a dire il vero non è del tutto inedita, quella di trequartista alle spalle di una punta. Sampdoria domani a caccia di punti, il tecnico blu cerchiato Sottil in caso di risultato negativo rischia l'esonero. Domani al Barbera fischio d'inizio alle ore 17:15. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.